Capra, cosa rispondiamo al mister? Ha detto che vi ha visto un po' troppo tristi rispetto alla prestazione che avete fatto al termine della partita. Tristi perché abbiamo fatto una grande prestazione, secondo me, soprattutto il secondo tempo, dove abbiamo spinto e volevamo i 3 punti a tutti i costi. Poi, vabbè, ci dobbiamo accontentare di un pareggio, lo prendiamo, visto che eravamo andati anche in svantaggio, lo prendiamo abbastanza col sorriso, ma ci lascia il bicchiere mezzo vuoto invece che mezzo pieno. Abbiamo visto un'impera più fasi, soprattutto davanti, i primi 20 minuti avete avuto 3-4 palle interessanti in area, vi è mancato un po' forse la zampata. Poi fino al gol tanto movimento, ma loro si sono chiusi molto bene. L'unica volta in cui li avete trovati un po' aperti avete subito fatto male, hai fatto un bellissimo gol. Sì, sì, abbiamo provato, riuscivamo a trovarmi sempre tra le linee e ho avuto un paio di palle da calciare, qualcuno ha calciato bene, qualcuno un po' meno bene, tipo una l'ho mandata a finale a mio figlio, però ho trovato poi sto gol forse sul tiro peggiore che ho fatto della partita, quindi è stato anche un po' fortunoso il mio gol. Però secondo me avremmo segnato perché stavamo spingendo veramente tanto. E dopo faccio la stessa domanda che ho fatto anche al mister: 7 punti con Vado, Legnano e Saremese, te l'aspettavi? No, sinceramente avevo messo 1-0 a Legnano e avevo messo un 3 in casa con la Saremese perché lo volevo fortemente, però abbiamo un punto in più rispetto alle mie tabelle. Almeno al gol è arrivato. E però. ora dobbiamo continuare, visto che abbiamo una buona continuità, abbiamo speso energie secondo me mentali importanti oggi, perché comunque non è una partita come le altre, si vive in modo diverso, non è inutile dire cavolate, e dobbiamo riprenderle subito e andare alla Lavagna a far punti, perché dobbiamo continuare il nostro percorso. Seconda volta che vai a segno contro la Saremese, era già successo col finale al Comunale di Sanremo. La tua preda preferita, la Saremese, il terzo gol, sì. Quarto scusa. in 3 partite Sì, contro da quando sono andato via. Sì, la Saremese obiettivamente mi porta abbastanza fortuna. È una delle mie squadre. Quando ci gioco contro riesco a trovare prestazioni importanti e anche gol, quindi sono sopra media con loro. Rispetto alla media di quest'anno, che ne sto trovando veramente pochi. Grazie. Grazie a voi. Rispetto ai 10 minuti